Bentornati all'ultimo appuntamento con le previsioni meteo. Abbiamo in vista una perturbazione che sta per scivolare da nord a sud, colpendo soprattutto il versante adriatico e le zone appenniniche. Andiamo a vedere innanzitutto quello che accade con questa grafica, vediamo appunto le giornate che ci aspettano in questo weekend contraddistinto dalla risalita poi in un'area di matrice mite e alla discesa poi di rovesci temporali verso il sud Italia, compresa la Calabria e parte anche la Sicilia occidentale. Flussi miti più attivi invece atlantici scorrono, così come anche da questa grafica fino almeno al 12 del mese assisteremo a un flusso di correnti molto umide di matrice atlantica, più perturbazioni che da sud-ovest verso il centro dell'Europa porterà appunto della instabilità piuttosto diffusa, con nevicate anche abbondanti soprattutto sulla Scandinavia, ove qui avremo il flusso freddo più attivo. In possibile discesa poi a partire dal 12 del mese anche verso le nostre zone, soprattutto del nord-est del versante adriatico. Questa è ancora una tendenza da definire, ma come si può notare da metà mese avremo, secondo i modelli, la maggior parte un campo anticiclonico, quindi stabilità, la presenza di nuove nebbie e temperature in nuovo aumento in quota. Quindi insomma questa è la tendenza. Comunque per la giornata di venerdì, come vi dicevo, assisteremo a questa perturbazione comunque rapida che da nord a sud, soprattutto sul versante tirrenico e adriatico, colpirà le zone del centro e anche sull'Appennino, con delle nevicate sopra i 1300 metri e con delle piogge che poi entro la serata si espanderanno verso la Campania, compresa anche la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Per quanto riguarda invece il nord-ovest, assisteremo a tempo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con comunque più aperture a partire dal pomeriggio su gran parte del nord. Comunque le temperature saranno in calo e poi nella giornata di sabato vi accenno che assisteremo a un miglioramento quasi dappertutto, se non comunque con residui rovesci anche locali, soprattutto sulla Campania, sulla Basilicata e anche sulla Sicilia settentrionale. Per quanto riguarda altrove, stabilità. Per quanto riguarda dal 5 di gennaio invece il campo anticiclonico continuerà a rinforzare e dei venti da sud-ovest spingeranno per portare un clima tutt'altro invece che invernale, correnti più miti, quindi temperature in rialzo soprattutto al centro-sud e nuvolosità sempre più in aumento per la discesa, come vedete, di vortici atlantici e aria più fredda che scorrerà sull'Inghilterra, e qui avremo nevicate a quote molto basse. Per quanto riguarda poi questa permanenza di correnti sud-ovest, arriveremo ad avere un peggioramento netto a partire dalla Befana, con l'arrivo di queste piogge e rovesci da sud-ovest sempre verso nord-est, un peggioramento più netto che inizierà a partire da lunedì, dalla Epifania in poi, per coinvolgere anche il resto del nord Italia. Le temperature saranno sempre in rialzo, ma caleranno probabilmente a partire dal 7 del mese per il flusso di aria un po' più fredda che scenderà dalle zone alpine. Tutto da confermare ovviamente, ma io vi consiglio di rimanere aggiornati per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ne riparleremo nel corso delle prossime edizioni.